indimenticabile, l'opera traduttiva di Nietta, Pistorio Gervasi. Dopo Boccaccio il siciliano, adesso è la volta di Boccaccio Vilobundu siciliano. Ancora una volta Boccaccio e il suo Decamerone. 20 novelle che vanno ad aggiungersi alle altre 10. No, sono le 10 che si aggiungono alle 10 di oggi. Sì, e queste 20 novelle oltretutto, come vedete, hanno anche non una traduzione, ma hanno proprio un glossarietto, ma lo vedremo magari più tardi. Ma sapete cos'è il Decamerone? Chiaramente è un'opera molto bella, soprattutto un'opera che indubbiamente fa parte delle pietre miliari della letteratura italiana, no? E quindi Nietta evidentemente poi magari ci dirà perché ha scelto proprio il Decamerone. E quindi sembra appunto che ci ha preso gusto per la prosa siciliana. Siamo amici Boccaccio. Una vera scommessa sottesa sia alla valorizzazione della lingua della nostra terra e sia pure allo stesso autore Boccaccio, che attraverso l'opera di Nietta abbiamo avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo di più, insomma ce lo sentiamo un po' vicino, no? Ecco, questo è importante perché proprio questa duplice funzione, proprio la valorizzazione della lingua siciliana e anche la conoscenza di un autore che altrimenti magari noi l'avremmo studiato a scuola senza ulteriori approfondimenti. Invece questo Nietta ci ha dato questa possibilità anche di approfondire questo autore, perché chiaramente è un autore di cui noi chiaramente leggiamo anche la sua, diciamo, dove si inquadra a livello letterario e la sua biografia. Ma ecco, io volevo puntualizzare una cosa, di anche una premessa che voglio fare. Non è facile la traduzione, non è facile perché da una lingua all'altra evidentemente ci vogliono tutta una serie tutta una serie di adempimenti precisi. Infatti occorre una conoscenza profonda della lingua, in questo caso la lingua siciliana ovviamente, ma una preparazione storico-letteraria non indifferente. Niente ci è riuscito egregiamente, poiché ha messo a frutto 4 elementi importanti, no? Quale, ecco, la nozione presa in famiglia attraverso la parlata appunto dialettale e la famiglia. Noi abbiamo visto anche quando ho presentato il libro Nietta, la passata del Teatro dei Corpi, ha parlato molto della sua nonna, no? E questa nonna sicuramente dovrebbe essere stata decisiva, ha lasciato un'impronta ben precisa, come tante volte le nonne allora le lasciavano. Oggi magari le lascerebbero le nonne, solo che purtroppo il problema è che siamo noi stessi poi a non recepire come di dovere. E poi la passione per la tradizione. E Nietta, come un po' tutti noi, quindi Nietta è figlio del Novecento e noi siamo tutti figli del Novecento e quindi chiaramente abbiamo un modo di intendere la tradizione in maniera diversa, in maniera differente da come oggi siamo più radicati. Siamo più radicali perché abbiamo più valore, nel senso che siamo stati costruiti con dei valori diversi rispetto a quelli di oggi, che sono costruiti sui media, anche sui falsi messaggi, e quindi di conseguenza queste tradizioni naturalmente passano in sottordine, forse manco sanno che cos'è la tradizione, e questo è un problema serio evidentemente, che poi si traduce in tutto quello che noi vediamo oggi come violenza giovanile. Lo studio e gli approfondimenti, perché in realtà Nietta ha approfondito il personaggio del Boccaccio, ha approfondito il Decamerone, ha avuto modo di approfondire un po' anche quelli sono stati evidentemente qual è stato l'humus dove questo lavoro è stato concepito. E poi, ecco, non indifferente, la frequentazione caparbia, costante, dei circoli culturali catanesi, primo fra tutti Arte e Folklore di Sicilia, del compianto cavaliere Alfredo Danese, e anche del grande Salvatore Camilleri, che indubbiamente a cui Nietta anche un po' si è rifatto, nel senso che ha avuto un
insegnamento ben preciso sotto questo aspetto. Quindi indubbiamente la frequentazione dei centri culturali ha avuto sicuramente in questo senso un ruolo non indifferente, così come in tanti altri poeti che si sono cimentati anche nella pubblicazione di libri, di novelle e anche di romanzi. Possiamo ben dire che Nietta, per esprimersi in perfetto italiano, lingueggia molto bene il siciliano in modo mirabile, perché infatti possiamo dire che Nietta come parla scrive, no? E quindi noi ogni volta leggiamo qualcosa di Nietta, sentiamo la sua voce, e questa è una cosa molto bella, sentiamo proprio la sua voce, perché l'espressione scritta, cioè, proprio segue quella orale e viceversa. È una cosa molto bella, perché non è facile, però questo cosa significa? Significa che scrive in maniera chiara e scrive senza costruzione, perché scrivere senza costruzione proprio è senza, io dico sempre utilizzando il termine edile, senza superficiazione, cioè proprio come un cascaropere, diciamo, ma perché un boccaccio e non un altro autore? Io te lo chiedo qui a questo punto e tu magari ti chiedo di darmi una risposta a me e alla Valeria. Io ho preso degli appunti perché poi mi emoziono e le idee mi scappano, allora è meglio che prendo degli appunti così sono sicura. Allora, intanto buonasera a tutti. Allora, mi sentite perché ho la voce un po' bassa, per favore. La traduzione del Decamerone mi è stata suggerita dal professore Salvatore Camilleri. Un giorno mi dice: adesso che hai imparato a scrivere il siciliano, perché non traduce il Boccaccio? Deve dimostrare che il siciliano, per dignità di lingua, può competere nelle forme letterarie più elevate. Non dimentichiamo che il siciliano, oggi dialetto, è stata una lingua di grande cultura. La prima volta che me lo chiese io credetti scherzasse, poi me lo chiese ancora ed io, che accetto le sfide, mi sono ritrovata a leggere dopo tanti anni il Decamerone. E devo dire che non l'ho trovato così spregiudicato come pensavo una volta, ma brillante, irriverente sì, specialmente con il clero, e sensuale. Adesso volevo presentare il mio libro. Questo è il mio libro, Boccaccio Virucundu in siciliano. E qui 20 novelle dal Decamerone. 20 novelle le avevo già pubblicate anni fa. Adesso da recente ho prodotto altre 20 novelle, le ho accorpate in questo libro di 250 pagine circa. In copertina abbiamo il particolare di un dipinto del Botticelli, Il banchetto nel bosco, che è stato ispirato da una delle novelle che troverete tradotte qui da me e che racconta l'amore infelice di Anastasio degli Onesti. Troverete pure dei disegni, 11 disegni ispirati alle novelle. Questi disegni sono di Grazia Pistorio, mia sorella, la signora seduta là. E questo è il libro pronto, aspetta solo di essere letto. Adesso della vita del Boccaccio ci parlerà il presidente del Marranzano, Antonino Magri. Grazie a tutti. Questo libro è un'altra gemma che si aggiunge alla letteratura siciliana. Guardate, una gemma veramente. E c'è un risveglio del siciliano straordinario. Abbiamo già oggi diversi autori che stanno cominciando a scrivere o che scrivono già da tempo
in siciliano non solo poeti ma anche narratori. Abbiamo qui la nostra Ria Mauceri che recentemente ha presentato un libro di fiabe in siciliano, fiabe sue. Abbiamo Alessio Patti che spazia veramente nei più grandi autori e traduce Shakespeare, ad esempio, o nel Cantico dei Cantici, che sarà presentato a breve a Gravina. Quindi veramente c'è un grande risveglio della nostra meravigliosa lingua siciliana e consideriamo che la lingua siciliana è quella che ha dato origine all'italiano in un certo senso, perché se Dante ha formato il dolce stil nuovo, si chiamava stil nuovo perché evidentemente c'era lo stil vecchio prima, e lo stil vecchio era quello siciliano alla scuola di secondo risveglio. Quindi la lingua siciliana è una lingua veramente nobile che merita di essere rivalutata, merita di essere scoperta e che ha alle spalle una vastissima letteratura, quasi 7 secoli, 8 secoli di letteratura alle sue spalle. Quindi è veramente un onore oggi essere qua con Nietta a presentare questo meraviglioso libro. Ma il mio compito, non voglio dare il compito a Sandro che è stato veramente meraviglioso, il mio compito stasera è quello di parlare un po' di Boccaccio, di presentare Piero Boccaccio, questo personaggio che in un certo senso è semisconosciuto, Dante è più conosciuto, Petrarca anche perché erano dei poeti. Boccaccio è un narratore, ci sente o non ci sente? Boccaccio è un narratore che ha avuto una importanza basilare per la formazione della nostra lingua. Non era un piccolo narratore. Alcuni studiosi lo definiscono come il maggior narratore europeo del suo tempo, ma lui non lo sapeva. Uno scrittore piuttosto versatile perché amalgamò le tendenze del tempo e creò col suo volgare veramente una forma nuova di scrittura. Lui si esercitava all'insegna dello sperimentalismo, sperimentava forme nuove di scrittura, quindi era veramente geniale, ma sempre lui non lo sapeva. La sua opera più celebre è quella che stiamo presentando stasera, il Decamerone, chiaramente. È una raccolta successiva, è una raccolta di novelle che nei secoli successivi, non subito, nei secoli successivi fu determinante per la tradizione letteraria italiana. Soprattutto dopo che nel XVI secolo Pietro Bembo elevò lo stile boccacciano a modello della prosa italiana. Quindi questo stile di scrittura di Boccaccio fu ripreso qualche secolo dopo. Boccaccio, insieme a Dante Alighieri e insieme a Petrarca, fa parte delle cosiddette 3 corone della letteratura italiana. Sono quelli che fondarono, che misero le basi per la letteratura italiana e per la lingua soprattutto italiana. Ed è inoltre ricordato Boccaccio come uno dei precursori dell'umanesimo, nel quale contribuì a gettare le basi presso la città di Firenze, insieme a Petrarca, perché divennero molto amici Boccaccio con Petrarca, erano contemporanei e divennero molto amici. Fu anche colui che diede inizio alla critica e filologia dantesca. Boccaccio si dedicò a ricopiare i codici della Divina Commedia e fu anche il promotore dell'opera e della figura di Dante. Fu lui che lo fece conoscere veramente. A Boccaccio si deve infatti l'epiteto divina. Prima la commedia si chiamava commedia, quella di Dante. Lui gli mise di iniziare l'epiteto di divina e oggi la conosciamo come Divina Commedia. Grazie anche a Boccaccio. Boccaccio durante la sua vita scrisse numerose opere di pregio, ma la più grande fu il Decamerone.
quella che è più ricordata. Opera della quale una nostra Nietta Pistorio ha tradotto in lingua siciliana odierna per 20 novelle che stasera presenta, e credetemi, la lingua siciliana e la bravura di Nietta Pistorio rende più comprensibile del testo originale, facendone gustare la bellezza. E questo vi voglio dimostrare a questo punto. Adesso andiamo a conoscere qualcuna di queste donne. Dalla quarta giornata, novella numero 7, l'argomento del giorno, pronta parola salva la vita. Ascoltiamo la novella da me titolata La ragioni di Limonieri. Madama Filippa, una nobildonna di Prato, viene trovata dal marito nel loro talamo impeccato di carne con un certo Lazzarino. Vi potete immaginare come restauro il povero marito davanti a più bello guacettino? Il marito non la uccide, non era siciliano, era fiorentino. Il marito non la uccide, ma vuole giustizia per la manca fatta al suo onore e si rivolge allo Statuto di Prato. Il giorno in cui Madama Filippa viene chiamata in giudizio, i familiari e i conoscenti cercano di dissuaderla dal presentarsi perché, se ritenuta colpevole, verrà condannata a morte. Ma lei vuole andare e portare davanti al giudice la sua verità. E si presenta all'Ulignazzo, il banco degli imputati. Ascoltiamo dalla nostra amica Rosalba Schillaci, bravissima poetessa, come si difende e quali ragioni porta al giudice Madama Filippa. Lo giudice la tagliava e vedendo lasciar belle rimanere digni di magna considerazioni, a così come attestava lo usuario coraggioso, ebbe compassione d'ira. Persuaso che la Carusa era pronta a confessare il zoppo che per lo suo onore di giudice era obbligato a conoscere, per certo, dopo, il tuo avesse stato forzato a condannarla a morte. Ora si ragionava già idro, a così non poteva fare almeno di interrogarla sopra il fatto che ci avevano accollato e ci domandava: Madama, come potete vedere, Caccerinato, vostro marito che si lagna di voi e vi querela, palesa di avervi trovato in peccato di carne un altro masco. A causa di questo disonore che ci avete procurato, il s'appilla alla legge che vuole che la femmina che tradisce lo sacro vincolo dello matrimonio, lo castigo e la condanna a morte. Ma io non posso dare un bel giudizio se voi non confessate i fatti. Perciò facete bene attenzione a ciò corrispondete e decidimi se è vera la macchia di cui vostro marito mi fa colpa. Filippa, senza scomponere sibilmente, con voce geniosa rispondeva: Cillenza, sì, vero è, e non me lo sdegno che Rinaldo, mio marito, la notte passata mi trovò una livrazza di Lazzarino. Voscenza per sapere che io a sto picciotto porto un amore completo. Non mi sdegno manco che io passato dietro a un cenuttate. Sono certa, messere, che Voscenza sape come la legge di essere giusta aveva ad avere lo stesso valore per tutti e aveva ad essere divenuta con il consentimento di tutti gli altri a cui si riferisce.
Ma non è stata così vista Liggi, sfavorevoli sulla di poveri femminelli, che meglio di l'uomini in questo caso avessero potuto fare l'ordinamento. Non solo, Piuta, a nulla femmina è stato mai domandato lo parere e nulla femmina è stato mai interrogata per consiglio. A causa di tutto questo, con ragione si può dire, cachista e la Liggi caina. Si poi coscienza, signor giudici, vuole portare a compimento sto ordine per il danno di come corpo e di l'arma vostra, facete come un più vi piace. Ma prima di ir avanti con la sentenza, vi prego di concedermi la finezza, di spiegare a mio marito se ogni volta e per tutti i voti che ci piace io maniata dico, ma sa nunca l'accontentare sempre a puntino, a così come desideravo. A sta supplica, Rinaldo, senza aspettare che il giudice ce lo domandasse, l'appellava spunnio, con coscienza, chida era la verità. La moglie aveva dato sempre soddisfazione a tutti i sospini. La madama, lesta replicava. Allora, vi domando in gillenza, se mio marito ha picchiato di mia, so che più bisognava e tutto quello che ci piaceva, io che cosa andavo a fare? Cosa andavo a fare di superchio? Che avanza, la realtà radicale. Non è stato meglio assai allora fare contenta al nonno mascolo che mi vuole bene quanto la sua vita, invece di sciamputire lo sciampucco alle 420 o lasciarla per mare. Avevano venuto per assistere all'interrogatorio di Madama Filippa femmina tanta ammontuata, quasi tutti i gratisi, che si intendono la risposta assai succosa, dopo tante risatone, assai cucciari che la signora aveva parlato buona e che aveva ragione. Avanti che ognuno tornava alla sua casa, lo potestava si mutare da Liggi super chiusa, la lasciava solo per caschiare di femmine che andavano i mariti per denari. Rinaldo, a da conclusione, arrestava un ciunato e si mio ribummato, mentre Filippa, libera e contenta quasi di lo fuoco di lo castigo vissuta a nuova vita, se ne tornava al suo palazzo, vittoriosa. Allora, ne ascoltiamo un'altra dalla sesta giornata, novella numero 4, argomento del giorno, pronta risposta salvo la vita, è la stessa giornata, da me titolata La Gru di Ghibbio. Corrado Giampigliazzu era un nobile di Firenze che amava molto la caccia. Un giorno ammazzò una gru. Trovandola grassa e bella, la mandò con un servo a casa, ordinando che il suo musù veneziano, Chichibbio, la preparasse a dovere allo spiedo per la cena della sera. Chichibbio, che pareva un babbasonazzo come di fatto era, spennando e con sale l'aceto, e poi lo mise a cogliere lento sopra la braccia. La gru, quasi cotta, ma non mangiava, che si sentiva che ci veniva lontano. Una femminetta che di nome faceva Brunetta, di cui Chichibbio era innamorato assai, entrò in cucina e vedendo la gru pronta ne chiese una coscia d'unzo. Ma Chichibbio le rispose che non gliela poteva dare. La ragazza arrabbiata allora gli gridò che da lei non avrebbe avuto più niente che gli piacesse. Dopo tante parole, canzonette e
ricatti, che Chibio rassegnato, e qui ci può combattere con le femmine quando si mettono in testa qualche cosa, scippava una coscia e ce la desse. Quando la sera la Bru fu servita a tavola e il cavaliere si accorse che all'uccello mancava una coscia, gridando fece chiamare l'uso e gli chiese spiegazioni. Ma Chibio, con la faccia angelica, ci rispondeva che le gru hanno solo una coscia e che su ci non poteva magari dimostrare. Corrado allora, su tutte le furie, ordinò che la mattina dopo si andasse insieme verso il pantano dove vivevano le gru. E se ciò che asseriva non era vero, gli avrebbe fatto dare una fraccata di lagnate. Ora sentiamo cosa succede la mattina dopo e come se la cava Chibio. Ce lo racconta Antonino Magri, presidente del gruppo Marranzatomo. Quando la sera fu servuta al messere Currati all'uso ospite la Gru, appena lo messere vitti che la certo ci mancava una coscia, ma la richiada per subito fece chiamare un monzone e ci domandava una volta da finire l'altra coscia. Chibio, in modo innocente, rispondeva: Domini, ma le gru non sulla coscia hanno, che una sulla gamma. Ma che diavolo maledicendo, come sapete che le gru hanno una sola gamma e una sola coscia? E chi? E chi sta la prima che vedo? Usciava arrangiato Currati. E che Chibio, con la faccia di impigna, si chitava: Messere, a così è proprio come un venivo, e quando volete ve lo dimostro con le gru vive. Corrado, per rispetto allo forestiere, la tagliavo già. Solo replicavo: visto che me lo puoi a dimostrare che le gru vivi, cosa che io non avevo visto e che non è un diso mai, del suo portento me ne voglio accertare domani mattina. Io sono contento, ma ti dico pure che se tu non è così, ti faccio dare una tale fraccata di legnate che te la ricordo per tutta la vita, se tu ci cambi. Finiti di sera le parole, la mattina dopo, con la prima luce, che ha Corrado, che nonostante la nottata non aveva digeruto la raggia, ancora unchiato, su e comandò di portarci il cavallo. Fece montare a Chibio sopra un cavallo vecchio e si dirigeva a Ghirna Cimara, un di capomattina passavano sempre dentro e disse: ora siamo alla verità e potremo sapere qual è e potremo sapere qual è sera aveva ragione. Chibio si vedeva perso, tanto più perché lo suo padrone era sempre sentiato forte, non sapendo come fare a riconoscere la monsignoria. Io avrei raccordato tutto scantato e potendo se l'avesse sdegnato, ma non lo poteva fare. E si furriava a guardare di tutti i lati, però vedeva solo la gente che stavano dritta sopra Tuzzano. Erano quasi arrivati vicino allo sciuto, quando Chibio per primo vide 12 gru che si riposavano sopra una gamba sola, a così come fanno sempre sta gente quando dormono. Prontamente le mostrava a correre: guardate, Domini, so come diceva ieri sera, rispondo a verità, perché se tagliate di gru da sotto, voi stesso potete vedere con l'occhio vostro che hanno una sola coscia. Disse Corrado: aspetta che ora da un mostro che hanno due. E avvicinato dalla gente usciò: wow, wow! A due grido, il gru tirato fuori
cominciava Corrado, Furiano si disse la console. E allora, che te ne pare, babbone? Ti pare che ne hanno una o due? Che Ghibio non avvicchiato lo stesso, non sapendo di un venevano due parole, replicava. In serio, sì, ragione avete. Ma di sicuro voi non ci cuciassero, uomo, a quinta di ieri sera. Se l'avessero fatto, io ti avessi dato fare l'altra coscia, proprio come hanno fatto questi. A Corrado stava risposta ci piaceva assai. Tutta la corna si ci tramutava in allegrizia e sentenziava: chi Ghibio, ragioni hai, non ce l'avevo a fare, uomo. A così, una risposta pronta e soccusa, calata forse da lucere, che Ghibio si scansava del dramma dell'avventura e si appasciava con lo suo mistero. Molte novelle del Boccaccio si sono ispirate ad antiche novelle orientali persiane, ma anche molti scrittori in seguito hanno attinto alle novelle del Decamerone. Il teatro. Shakespeare ha tradotto in inglese e portato sulle scene una novella del Boccaccio con il titolo Tutto è bene quel che finisce bene, che io ho tradotto in E meno male che finì buona. Il cinema si è interessato alle novelle del Boccaccio. Pasolini ne ha accentuato molte scene scabrose. I pittori. Botticelli ha dipinto 4 pannelli con scene tratte dalle novelle Nastagio degli Onesti. Dei 4 dipinti, 3 si trovano al Museo del Prato di Madrid, fra cui quella che è riportata qui sul mio libro. Una appartiene ad una collezione privata. Allora, la novella che racconta l'amore disperato di Nastagio la troverete da me tradotta con il titolo Chi Malanova di Femmini. Se volete ascoltare qualcun'altra, se non siete stanchi, qualcun'altra delle novelle, non lo so, vediamo un'altra. Giornata numero 3, novella numero 5, argomento Chi con abilità conquista ciò che desidera, da me titolata Ogni lassata è perduta. Messer Francesco dei Vergillesi da Pistoia, uomo molto ricco ma assai avaro, si credeva molto furbo. Questo cavaliere era stato nominato podestà a Milano. Per questa carica così importante incominciò a fornirsi di tutto ciò che gli abbisognava. Desiderava anche un cavallo maestoso che lo rappresentasse degnamente, ma non ne trovava uno. Un giovane di Prato, detto Zima, possedeva un tale cavallo a cui teneva molto. Questo Zima aveva corteggiato e desiderato per lungo tempo Madama Ginevra, la moglie del cavaliere, ma inutilmente. L'avaro cavaliere, sapendo di questo sentimento, pensò di chiedere il cavallo al ragazzo sperando magari di poterlo avere gratis. Il giovane glielo offrì volentieri, ma a patto che il messere gli permettesse prima di parlare da solo con Ginevra. Il cavaliere, credendosi molto furbo, consentì, ma ordinò alla moglie di non rispondere per nessuna ragione alle domande dello Zima, per cui in effetti la chiacchierata del giovane fu un soliloquio. Egli
le rinnovava il suo infuocato amore, ma avendo risposto soltanto sospiri, incominciò a pensare che c'era qualcosa di strano in quel comportamento. Allora incominciò a darsi da solo le risposte alle domande che lui stesso faceva. E rispondendo come fosse la signora, propose che alla partenza del marito per Milano, essendo tutti e due liberi e innamorati, quando si fosse sentita pronta, la signora avrebbe messo alla finestra 2 tovaglie come segnale e lui avrebbe potuto raggiungerla nelle sue stanze. Vediamo cosa succede in effetti alla partenza del furbo cavaliere. Ce lo dice la nostra amica Rosalda. La madama non faceva altro che pensare alle parole di un innamorato, allo bello cavallo di parato dato per reale. E vedendo allo spesso lo Zima passare e spassare davanti alla casa, disse: che faccio io? Perché lascio mucchiare così la picciottanza mia? Mio marito si io e per 6 mesi non torna. Quando me lo rimborsa sto bello tempo perso? Quando sono vecchia? E poi quando non c'ho più un amante galante come allo Zima? Io sono sola e non hai a dare conto a nulla. Perché allora mai a privare di sto spasso mentre lo posso fare? Ogni mi capita che una fortuna come questa. So che faccio, non lo sapevo né ora né mai. E magari si viene a sapere, io penso, è meglio fare e pentirsi o non fare e pentirsi per il resto della vita di non aver fatto. Pigliato sto consiglio di la stessa appena Potti, mise il tutuvagli alla finestra, così come aveva pacchiato con lo Zima. Quando lo picciotto passò di lasciata e vidi i tutuvagli più contento alla scurata, si divina alla porta del giardino che trovava aperta. Dopo, passò di un'altra porta, unì c'era la madama che l'aspettava. Come la madama lo vidi, ci all'incontro e ci feci festa assai. Io abbrazzammola e basammola 100.000 volte ci appizzavo da presso, su, per le scale. E senza perdere altro tempo si era a corcare, assaporando le prizze che uffonni di amore. Sta prima volta non fu manco l'ultima. Mentre lo cavaliere era a Milano e pure dopo la sua venuta, lo Zima e la signora ci tornò tanti e tanti altri voti ancora, con grande delizia di tutti e due le parti. Grazie. E questa è la dimostrazione che uno era e uno è. Chiudiamo questa bella serata ringraziando il Comune di Catania nella persona del dottor Stancanelli per averci accolto in questa biblioteca diventata un centro di grande cultura. Ringrazio l'assessore allo sport, allo spettacolo di Gravina, Patrizia Costa, per avermi dato il piacere di averla qui questa sera. Ringrazio il capo di gabinetto del sindaco di Gravina, Marco Rapisarda. Ringrazio Sandro Privitera, presidente del Circolo Culturale Vincenzo Paternò Tedeschi. Il presidente del gruppo Marranzato Antonino Magrini.